Oggi, 10 aprile, ricorre il 169° anniversario della Polizia di Stato, che purtroppo per via del Covid-19 non si potrà festeggiare insieme alla gente. È già il secondo anno consecutivo che detto evento non viene ricordato con la gente. Su tutto il territorio nazionale, a causa dell'attuale scenario di diffusione pandemica, ci sarà solo una simbolica manifestazione di deposizione di una corona di alloro in memoria ai caduti. Il ministro dell'Interno Lamorgese ha consegnato oggi una medaglia d'oro al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla bandiera della Polizia di Stato. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito ai questori per il loro compito svolto come autorità provinciali di pubblica sicurezza preposte al coordinamento tecnico operativo dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica. Un bilancio è stato anche stilato dal questore di Agrigento Maria Rosa Eraci circa l'attività prevalentemente svolta nel corso dell'anno. Tra questi sono stati arrestati in flagranza di reato 450 individui, in esecuzione di misure cautelari 145 per un totale di arresti di 595. Persone denunciate in stato di libertà sono state 1280, le persone identificate 98.219, veicoli controllati 47.771, quelli controllati col sistema Mercurio 64.498, gli interventi di soccorso pubblico effettuati 4.703, i posti di controllo effettuati 9.057, controlli domiciliari a persone sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza cautelare e misure alternative alla detenzione ben 40.878, contestazioni per violazioni al codice della strada 1.680, persone sottoposte al foglio di via obbligatorio 59, armi sequestrate o acquisite 18, sequestri o fermi amministrativi di veicoli 282, sequestri di sostanze stupefacenti espresso il valore in grammi 2.511,18, perquisizioni personali e domiciliari 584, controlli amministrativi ed esercizi controllati 254, violazioni amministrative contestate 143. C'è un po' di tristezza, avremmo voluto festeggiarla in maniera solenne, così come facciamo sempre, soprattutto con i cittadini e vicini ai cittadini, e ricordando il nostro motto, esserci sempre. Siamo in tempi di pandemia, siamo vicini alla gente, a tutelare la salute della collettività, a fare i controlli che la pandemia ci ha imposto e a ricordare tutti i poveri poliziotti che invece non ce l'hanno fatta per ragioni di Covid. Un impegno che continua costante, voi avete anche pubblicato un'attività di ciò che è stato il vostro lavoro. Un impegno costante, sempre sul pezzo, noi non andiamo mai in ferie, noi abbiamo presidiato le città più piccole, le cittadine periferiche, con i nostri controlli, abbiamo aiutato i cittadini a tutelare la salute e ci continueremo ad impegnare per quello che sarà necessario. Il nostro sacrificio speriamo venga ricompensato anche dalla fine di questo momento brutto, questo buio totale che ha avvolto la collettività, soprattutto perché speriamo in un periodo migliore. Nonostante il Covid, dico, si continua a svolgere regolari attività di investigazione con risultati che arrivano quotidianamente. Certamente, il crimine purtroppo non è andato in pensione e quindi noi continuiamo a contrastarlo con i numerosi posti di controllo, con le attività investigative che non hanno visto sosta e riadattandoci ai servizi in tempo di pandemia che hanno visto impegnate le varie articolazioni in tantissime attività, soprattutto in questo momento storico che ha caratterizzato la collettività italiana.